Le diocesi di Vittorio Veneto e Treviso, insieme a quella di Pisa e a molte altre, si sono strette attorno al nuovo beato Giuseppe Toniolo. Quasi 1000 i fedeli del nord-est che hanno preso parte alla celebrazione presieduta dal cardinale De Giorgi nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, domenica 29 aprile. Una forte emozione ha pervaso l'Assemblea al momento dell'annuncio della beatificazione. Con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio Giuseppe Toniolo, padre di famiglia, laico di Azione Cattolica, d'ora in poi sia chiamato beato e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto. Nato a Treviso, ha trascorso gran parte della sua vita insegnando economia politica all'Università di Pisa. Sposato con Maria Schiratti di Pieve di Soligo, ha 7 figli. La sua figura si distingue per l'impegno profuso nell'inserimento dei cattolici nella vita politica italiana. Giuseppe Toniolo elabora una sua teoria sociologica che afferma il prevalere dell'etica e dello spirito cristiano sulle dure leggi dell'economia. È tra i fondatori di Azione Cattolica e della FUCI, la prima università cattolica italiana, nonché ispiratore delle settimane sociali. Il beato Toniolo sarà presentato come esempio a tutti i fedeli laici, ma a tutti i cristiani, anche fuori dei confini del Veneto, dell'Italia. È stato l'esempio di come un laico ha saputo affrontare i tempi della sua vita con determinazione davvero cristiano. Una profonda fedeltà alla tradizione e alla vita della Chiesa propose effettivamente delle cose nuove che portarono frutto con pazienza e grazie anche alla sua perseveranza. Credo che l'attualità si scopra da soli, vedendo quanta fatica oggi facciamo come cristiani, come cattolici ad avere delle proposte serie e impegnative e costruttive per la nostra cultura e la nostra società. In questo senso Toniolo ci è di esempio e di sprone. A portare le reliquie del beato durante la celebrazione è stato Francesco Bortolini, il giovane miracolato dal Toniolo. Entrato in coma in seguito a un grave incidente nel 2006, si risveglia e guarisce miracolosamente dopo che la comunità parrocchiale, stretta in preghiera, depone una coperta del Toniolo vicino al letto di Francesco. Il mio significato è di riconoscenza perché tramite la sua intercessione il Signore mi ha guarito, mi ha salvato. E ora sento di sentire un qualcosa per Lui. E per lui l'emozione è stata davvero grande. L'emozione era tanta, è una cosa indescrivibile. Non potevamo mancare a questa giornata, a questo momento così importante. Ci sentiamo vicinissimi alla figura di Giuseppe Toniolo. Ci siamo sentiti in comunione con il Papa e con tutta la Chiesa per la beatificazione di un laico, quindi di una persona, di un battezzato della nostra diocesi che ha testimoniato il Vangelo e che ci aiuta a testimoniarlo anche oggi. Gioia immensa. Io ho fiducia tanta e gli voglio bene, cercherò di pregarlo. Speriamo adesso che faccia qualche altro miracolo, che tocchi il cuore di tanta gente in modo che lo faranno presto santo.